partiti. Partenza regolare del subito Fordogiano, si torna verso Giuseppe Ticino, vedrete delle operazioni nei confronti di Nionelli che ha vicino Ardauli, mentre i due grigi Sanugeo e Sonadile che devono rincorrere dopo una partenza non brillantissima. Al comando Fordogianus che mantiene una lunghezza nei confronti di Ardauli che rimane in quota, mentre dall'esterno la progressione del grigio Buon tour per Sorradile, che stanno per affrontare l'ingresso in retta per il secondo passaggio, dove saldamente arroccato allo steccato Forcongianus la progressione di Sorradile che in seconda posizione progredisce anche Samugheo che va a ridosso di Ardauli. E intanto è iniziato il giro conclusivo con Fordogianus e Danubio De Mores che guidano ancora nei confronti di Sonadile e Samugheo, con in quarta posizione Ardauli e poi Nionelli a chiudere il cupone finale che vedrà l'ingresso in pista degli altri tre finalisti al palo, ed è sempre a condurre saldamente Fordogianus che si presenta in totale controllo con Giuseppe Ticino davanti a Samugheo e al terzo posto Ardauli.